Dopo gli avvenimenti di Pisa e Firenze, dove 11 ragazzi minorenni sono stati presi a manganellate dalla polizia durante un corteo pro-Palestina, oltre 400 persone si sono radunate sull'Iston nella città di Padova per manifestare il loro disappunto sulla repressione e sulla censura. Oltre 400 ragazzi tra UDU, l'Unione degli Universitari e la Rete degli Studenti Medi del Veneto si sono ritrovati di fronte a Palazzo Moroni, riempiendo in poco tempo la piazza tra studenti, lavoratori e molte associazioni che hanno aderito. Un lungo striscione al centro, lo stesso che era stato appeso sul ponte di Rialto a Venezia la mattina stessa, per ribadire a gran voce l'opposizione ai casi di violenza ingiustificata, con scritto "Basta manganelli sugli studenti". Chiedono di poter scendere in piazza liberamente, che venga garantito il diritto di poter esprimere il proprio pensiero e l'introduzione dei codici identificativi sulle divise delle forze dell'ordine per evitare che episodi simili si ripetano ancora. Ci chiamano una generazione di sdraiati. Ma quando scendiamo nelle piazze ad aspettarci c'è solo un manganello. Conferma del fatto che non ci vogliono partecipi, ma burattini della loro ideologia. Non vogliamo avere paura, sono queste le parole degli studenti che hanno manifestato contro l'abuso di potere, riprendendo anche le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I manganelli esprimono un fallimento. Che il Capo dello Stato si pronunci direttamente sulla gestione dell'ordine pubblico da parte delle forze di polizia, esprimendo il proprio disappunto, è un evento sicuramente di non poco conto. L'autorevolezza delle forze dell'ordine, ha detto Mattarella, non si misura con i manganelli, ma con la capacità di assicurare sicurezza. Parole pesanti indirizzate al ministro dell'Interno Piantedosi, che hanno generato un nuovo grattacapo per il governo e che rappresentano perfettamente il pensiero delle generazioni che stanno scendendo in piazza, per far sentire la loro voce e per non rimanere in silenzio di fronte alla violenza ingiustificata.